A Porto Empedocle si punta sul futuro, si punta sulle nuove generazioni e soprattutto su come comportarsi su strada. Oggi alla Livatino di Porto Empedocle una simulazione di quella che è diciamo, la gestione della strada, come ci si comporta nella strada e il rispetto del codice civile. La strada è un ambiente ed è disciplinato da regole e dobbiamo partire soprattutto dai ragazzi, dai giovani scolari che già la frequentano e quindi sono a tutti gli effetti all'interno delle nostre strade sia a piedi che già con le biciclette, ed è indispensabile che sappiano sia le norme di comportamento che leggere bene la segnaletica stradale, perché l'obiettivo è quello di frequentare la strada in sicurezza. Noi abbiamo tenuto degli incontri all'interno delle classi e a distanza di un mesetto e mezzo circa dalla fine degli incontri teorici ci ritroviamo qui, abbiamo ideato questo percorso che potete vedere e oggi gli scolari lo hanno percorso in bicicletta proprio per poter vivere nella realtà quella che è poi l'ambiente stradale. È una simulazione a tutti gli effetti di quella che è la segnaletica comune che troviamo per le strade e che loro devono sapere e devono capire che va rispettata la segnaletica, perché è proprio dal non rispetto che possono nascere situazioni critiche e incidenti dove soprattutto gli utenti deboli della strada, e tra questi i bambini, possono avere la peggio. In che modo sono stati realizzati questi esempi di segnaletica stradale? Lei mi diceva che sono proventi dalle multe, ecco, spiegamolo. Sì, con i proventi delle multe per l'infrazione del codice della strada noi investiamo in attività di formazione. Questo corso è tenuto in due momenti, uno teorico dove i vigili urbani sono entrati nelle classi a spiegare la segnaletica orizzontale e verticale, il secondo pratico dove si fa un'esperienza concreta di strada, di segnaletica per quanto concerne le precedenze e quanto concerne le indicazioni obbligatorie e dove i ragazzi possono iniziare a comprendere che le regole vanno sempre rispettate. Abbiamo raggiunto anche un duplice obiettivo, perché noi volevamo che l'uomo in divisa venisse percepito come persona amica, perché devono capire che nella divisa vi è lo Stato che si mette a disposizione del cittadino, che deve garantire regole, e garantire regole significa una convivenza civile e democratica adeguata per tutti noi che fruiamo dei servizi dello Stato.